Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. Coach Mazzon, la squadra pronta a ripartire, quali le novità? Novità, abbiamo due ragazze, una ragazza francese che si chiama Bercani, che ho scoperto oggi che è soprannominata il Tornado, quindi una ragazza che ha giocato in Eurolega l'anno scorso, ha vinto il campionato, e una ragazza polacca invece, Anna Makurat, che è un'altra ragazza che ha giocato a Sassari lo scorso anno, che viene da un college, il più importante college della pallacanestro americana, e diciamo e basta, insomma, siamo lì. Queste ne abbiamo cambiate due e quindi credo e siamo abbastanza convinti che queste siano le persone ideali per inserirsi in quello che stiamo facendo. Squadra che entusiasma, squadra che vince, squadra che non si cambia anche se a fatica, diceva prima. Beh, a fatica sì, perché quest'anno la pallacanestro femminile è cambiata, perché ci sono delle nuove regole anche a livello fiscale. Le ragazze stanno raggiungendo il semiprofessionismo, come è abbastanza giusto che sia, quindi le spese per le società sono aumentate in una maniera esponenziale, stiamo parlando 30 e passa per cento in più, quindi lo sforzo del club, della proprietà di tenere un gruppo abbastanza simile a quello dell'anno scorso è stato immenso. È ovvio che abbiamo perso una ragazza che ha vinto gli europei, che è Antonia Delair, che è chiaro che però è anche vero che ha scelto di fare l'Eurolega, quindi comprendiamo certe scelte. E coach, facendo tesoro dell'esperienza dell'anno scorso, che cosa chiederà quest'anno alle ragazze? Diceva di non ripetere gli errori non forzati, oltre a questo che cos'altro chiederà? Ma un po', diciamo, un po' una cosa che ho detto a loro, anche ai vice allenatori, che se si fa un errore una volta, due volte è un errore, alla terza volta lo stesso errore è una scelta, e quindi dobbiamo cercare appunto di trovare quel tipo di forza interiore per superare quelle difficoltà e di capire esattamente che cosa fa una persona vicino a noi. Questo è l'obiettivo, sembra banale, però è molto più difficile di quello che possa sembrare. Prego. C'è anche un risultato della Reyer femminile, quella che riempie i palazzetti, quella che trascina il tifo, insomma in un ambito femminile questo è un buon risultato. No, è stato un risultato enorme, io non l'avrei mai creduto, io sono onesto su questo, non avrei mai pensato di poter far questo, di allenare una squadra femminile e comunque di trovare delle persone con grande disponibilità. Credo che molte di queste ragazze meritino molto e abbiano delle grandissime capacità. Chiaro che non hanno capacità atletiche, diciamo, vicine a quelle che possono avere i maschi, questo mi sembra abbastanza evidente, ma anche e non solo per colpa loro, perché il canestro rimane a 3,05 e penso che se continuerò a fare questo lavoro, una delle battaglie sarà quello di abbassare il canestro, come ha fatto la pallavolo. La pallavolo è riuscita a creare spettacolo, come avete visto pochi giorni fa, insomma hanno riempito l'arena di Verona, è stata una cosa meravigliosa, e hanno capito che non aveva logica avere una rete alta come quella dei maschi, e questa cosa è portata avanti anche da grandi giocatori dell'NBA, Shaquille O'Neal. Grandi giocatori vorrebbero vedere questo, perché queste ragazze sono persone vere, ecco, e questo è una cosa che mi ha molto colpito. Molte volte trovi persone nebulose oppure un po' poco limpide, e invece nel bene o nel male sono persone vere, quindi devi prendere il buono e il cattivo di questo, però sono reali. Ci può dare, coach, un giudizio sul campionato in generale, nel senso quali potrebbero essere le squadre sorpresa? Faccio fatica perché i roster sono molto cambiati. È evidente che la Virtus Bologna è una squadra che parte un po' avvantaggiata per avere un gruppo con un grandissimo playmaker, questa Dojkic che gioca in NBA, Zandalasini, è una squadra di alto livello. Io credo che loro siano il team con 12, addirittura forse 13 giocatrici di spessore, più delle altre, e poi dopo a quelle credo che noi Schio, Campobasso, Geas siamo tutte squadre che possiamo competere per una posizione vicino a Bologna. Ci sono degli aspetti della squadra da migliorare?
Ma sì, credo che questo sia giornaliero, nel senso che dobbiamo soprattutto migliorare noi come staff ogni giorno e dobbiamo cercare di aiutarle il più possibile. E io per primo, perché la comunicazione che devo avere con loro deve essere, come dire, filtrata e eliminando quel tipo di comunicazione tecnica che ero magari abituato ad avere col maschile. E quindi sto imparando, in 1 anno e mezzo ho imparato abbastanza, però mi rendo conto che ancora faccio degli errori banali e lì devo lavorarci.